Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Arriva l'inverno in Sicilia, vento e disagi da Palermo a Catania, temperatura in picchiata, alberi caduti nel capoluogo, voli dirottati per il forte vento a Catania. Questo non è amore, la polizia a Catania promuove la campagna permanente lanciata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Messina la seconda manifestazione nazionale del movimento Non Una di Meno, erano circa 500 le persone in corteo, malgrado il meteo e le condizioni difficili sotto pioggia e vento. Per andare a vincere la paura e la vergogna di raccontare, i carabinieri dedicano in caserma una stanza protetta alle donne vittime di violenza. Il capitano Camassa del Carabinieri di Catania dice: la denuncia per molte è la sola salvezza. Ad Agrigento i funerali di Alberto Re, l'imprenditore morto suicida martedì scorso. Era un professionista stimato e di grande spessore, dicono in città. Il ritratto commosso del coorganizzatore del Festival Paladino d'Oro, Roberto Oddo, a TG Sicilia. Calcio, il Messina perde ancora, giallorossi battuti in casa per 1-0 dalla capolista Juve Stabia. Il Catania di Lucarelli giocherà a Giuliano. In Serie B il Palermo contro la Ternana. Ancora buongiorno, buona domenica, apriamo il nostro telegiornale con le notizie del meteo, soprattutto del maltempo, vento e disagi da Palermo a Catania, la Sicilia nella morsa del cambiamento meteorologico, alberi caduti nel capoluogo, voli dirottati per il forte vento a Catania. Ci racconta tutto Marco Gulla. Pioggia, vento e disagi. Il cambio meteorologico ha nettamente fatto abbassare le temperature anche in Sicilia di almeno 8 gradi. Il forte vento a Palermo ha causato la caduta di 4 alberi. Uno è caduto in via dei Cantieri, invadendo l'intera carreggiata e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Altri 3 sono crollati in pieno centro, uno in via Carducci, un altro in via 20 settembre, un terzo in via Principe di Belmonte. In provincia si registrano problemi per la caduta di alberi in contrada Santa Lucia sulla statale 120 a Petralia Sottana e in via dei Mulinelli a Termini Imerese, dove una pianta è finita su un'auto. Maltempo anche a Catania, dove per il forte vento diversi voli sono stati dirottati dallo scalo internazionale Vincenzo Bellini. Secondo quanto emerge dal sito della SAC, 6 sono di Ryanair, quelli provenienti da Pescara, Bergamo e Napoli dirottati alla Lamezia Terme, e da Bucarest e da Napoli dirottati a Roma Fiumicino. Dirottati a Napoli anche il volo proveniente da Budapest e quello da Amsterdam. Temperature che si abbasseranno ulteriormente nella giornata di domani, un vero assaggio di inverno. In molte zone della nostra isola cadrà la prima neve, come a Piano Battaglia nel Palermitano. A Catania la Polizia di Stato ha scelto la giornata internazionale contro la violenza sulle donne per presentare la campagna permanente Questo non è amore, il servizio di Emanuela Corsi. Questo non è amore è il titolo della campagna permanente della Polizia di Stato, che ha come obiettivo quello di prevenire e contrastare la violenza di genere avvicinando le potenziali vittime. L'iniziativa presentata in Piazza Duomo a Catania nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ha visto la partecipazione degli agenti della Polizia di Stato, che hanno sensibilizzato i cittadini e illustrato strategie di intervento e gli strumenti a disposizione delle vittime. Fondamentale imparare a capire che dietro alcuni atteggiamenti o comportamenti di mariti, compagni o fidanzati non c'è amore. Laddove c'è violenza, laddove c'è prevaricazione, laddove c'è sopraffazione, là non c'è amore. In Piazza Duomo è stato allestito anche uno stand informativo dove è stato distribuito materiale sulla campagna nazionale. I recenti casi di femminicidio e soprattutto la tragica morte di Chiara Cecchettin hanno risvegliato le coscienze, ha detto il prefetto di Catania Librizzi, che ha ricordato l'importanza della prevenzione del fenomeno. La necessità è del contrasto, della repressione, ma cerca anche e soprattutto della prevenzione, evitare che questi episodi si possano ripetere e quindi intercettarli per tempo e cercare di anche avviare quel percorso di modifica, di rivoluzione culturale che evidentemente deve portare ad un maggiore rispetto fra tutti e soprattutto degli uomini nei confronti delle donne. Durante la presentazione, esibizioni dell'attrice Lucia Sardo e della ballerina Jennifer Spina.
E sempre ieri, nella giornata contro la violenza sulle donne a Messina, la seconda manifestazione nazionale del movimento Non Una di Meno, buona partecipazione al corteo nonostante le condizioni meteo difficili. Francesco Triolo. Il grido del movimento Non Una di Meno è sulle strade di Messina per la prima volta. La manifestazione nazionale per dire no alla violenza sulle donne si sdoppia, decine di cartelli in alto, così come gli ombrelli, la pioggia ed il vento non hanno fermato almeno 500 persone che facevano rumore per farsi sentire, per far sentire la voce di chi non c'è più. Arrivavano non solo da Messina ma anche da Catania, Palermo, Reggio Calabria. Il lavoro che bisogna fare è un lavoro continuo, parte ovviamente da tanti progetti che abbiamo sul territorio, in ogni quartiere, nelle scuole, nei consultori. È un impegno capillare che tutte le realtà che fanno attivismo in campo di diritti civili e sociali fanno costantemente. Non la commemorazione delle vittime di femminicidio, ma il punto importante della campagna di sensibilizzazione che quotidianamente viene fatta nelle scuole, nei luoghi di lavoro o nei quartieri. Questo vuole essere la manifestazione Non Una di Meno a Messina. È importante parlarne non soltanto in relazione ai femminicidi, ma in relazione a tutte le sue diverse manifestazioni, e quindi questi sono spazi di unione ma anche spazi per imparare, spazi per ascoltare, spazi per capire quali sono le radici dei problemi e poterli affrontare insieme per migliorarci tutti. Dobbiamo cercare di cambiare le cose, smontare alla base questa società patriarcale che ci opprime. Una stanza tutta per sé, restiamo in tema, siamo stati nello spazio dedicato alle donne vittime di violenza nella caserma dei Carabinieri di Catania. Il servizio è di Giusy Lazzaro. La paura, la vergogna e persino il timore di non essere credute. Quant'è difficile per le donne vittime di violenza varcare questa porta ed entrare nella stanza tutta per sé. Qui, nella caserma dei Carabinieri di Catania, si raccolgono le parole sussurrate, i timori di chi ha deciso di andare avanti e reagire alla violenza di un rapporto malato. Quello che noi ci auspichiamo è che i casi come quello di Giulia spingano le giovani donne a denunciare. La cronaca porta sempre i casi in cui non si è arrivati in tempo. Bisogna lanciare anche dei messaggi positivi, ossia di tante donne che vengono a denunciare e per cui la denuncia ha rappresentato la salvezza. A Catania e provincia nell'ultimo anno le denunce per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori sono state 550. Vediamo qui che ci sono dei pupazzetti, dei giochi. Perché? Allora, questa è la stanza per l'audizione delle vittime vulnerabili. Molto spesso le donne vittime di violenza sono accompagnate da quelli che sono i loro figli, più delle volte comunque bambini, minorenni, per cui anche proprio nel fatto di entrare in empatia con la vittima è importante creare un ambiente familiare anche nei confronti dei più piccoli. Denunciare si può al numero 1522, attivo sempre, che garantisce l'anonimato, o rivolgersi alle forze dell'ordine che offrono assistenza e sostegno alle vittime. Si parla di violenza di genere, però poi sui social imperversa la possessività maschile come modello che piace alle adolescenti. Il servizio di Eva Spampinato. Lasci la tua ragazza andare a ballare da sola? No, se chiede il permesso ci può pure andare. Una regressione culturale che manda in fumo anni di lotta per i diritti delle donne. Perché non mi fido delle amiche sue. Le risposte di questi ragazzi sono l'emblema della cultura del possesso che spopola tra i giovani su TikTok e del nuovo ideale di uomo che piace alle giovanissime, l'uomo malessere. Voglio
L'uomo geloso canta la neomelodica napoletana Fabiana, il video fa milioni di visualizzazioni, le ragazze la seguono, il testo diventa manifesto del modello di uomo a cui aspirare. Geloso, possessivo, prevaricatore e manipolatore. Oggi vestiti uguali, io il malessere. Mamma mia, ma tu vuoi un omicidio in sta casa? Ma chi è il malessere che le ragazzine di oggi stanno idealizzando? È il classico bello e dannato che ti fa stare come sulle montagne russe, ti riempie di attenzioni fino alla gelosia estrema e poi visualizza ma non risponde ai tuoi messaggi, salvo presentarsi sotto casa tua in piena notte parecchi giorni dopo per fare pace. Lo descrive questa ragazza su TikTok. È colui che ha un atteggiamento così intrigante che tu non riesci a farne a meno. Allora dici, mamma mia, ma che malessere. Malessere diventa un trend e sui social si diffondono contenuti che veicolano una pericolosa identificazione del possesso con l'amore e restituiscono un'immagine romantica della violenza. Vuoi uscire col vestitino? Non si può fare. Vuoi andare a ballare? Non si può fare. Lo vuoi lasciare? Non si può fare. Per stare con lui devi smettere di seguire qualsiasi essere umano maschile. Dici, ma quello è mio padre. Devi seguire solo tua mamma. E le ragazze stanno a guardare, ironizzano sull'uomo malessere, ma poi pericolosamente accettano la simmetria e la sperequazione dei sentimenti. Non ho telefono, fammelo controllare. No, ma perché vuoi controllare sempre il mio telefono? Io il tuo non lo posso mai controllare. Tu non può controllare. Dietro l'apparente ironia del trend si nasconde un disagio più profondo, sempre più relazioni tossiche tra i giovanissimi, sempre meno educazione al sentimento sano. Mi fa molto riflettere questo servizio. Adesso cambiamo argomento e restiamo in qualche modo sui social, sulla cattiveria dei social. Alberto era un professionista stimato e di grande persona. Il ritratto commosso di Alberto Re da parte dell'imprenditore che si è suicidato, l'uomo dell'imprenditore che si è suicidato martedì, del co-organizzatore del Paladino d'Oro, il premio che è stato un flop, secondo molti è stata la causa del gesto che ha portato Alberto Re a togliersi la vita. Ce ne parla Davide Sardo. Permettetemi di fare questo ricordo per un uomo dalla grande eleganza, dalla grandissima esperienza, dal grande amore per Agrigento, perché se il festival oggi è qui è solo grazie a lui. È il ricordo commosso di Roberto Oddo all'imprenditore siciliano Alberto Re, anche lui organizzatore del Paladino d'Oro Sport Film Festival, giunto quest'anno alla 43esima edizione, in corso di svolgimento al Teatro Pirandello di Agrigento. Alberto Re, 78 anni, uomo garbato dalla grande onestà intellettuale, stimato e apprezzato professionista, organizzatore di eventi culturali e sportivi di notevole spessore, pronto a lavorare per Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, si è suicidato nella sua casa di via Empedocle ad Agrigento con un colpo di pistola alla testa. Alberto Re è stato travolto sui social dalle polemiche dopo il presunto flop del festival con il Teatro Pirandello vuoto in occasione dell'inaugurazione lunedì scorso. E anche ieri sera al teatro per il galà delle nomination c'era pochissima gente. Intanto questa mattina in forma strettamente privata si sono svolti i funerali alla chiesa di Santa Lucia in via Empedocle. Nel frattempo la procura vuole vederci chiaro sui reali motivi del gesto che hanno spinto Alberto Re a togliersi la vita e la polizia sta interrogando familiari, organizzatori e finanziatori del Paladino d'Oro. È stato ascoltato anche Roberto Oddo che non riesce a capacitarsi sul tragico gesto di Alberto Re. Perché fino alla fine mi ricordo l'ultima frase che mi ha detto prima di andare via da una nostra riunione, mi ha detto: Robby, spacchiamo. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Nel secondo anticipo della 15ª giornata del campionato di Serie C, il Messina è stato superato in casa per 1-0 dalla capolista Juve Stabia, decisiva al 35esimo minuto del primo tempo, una rete del difensore Marco Bellis. Le due squadre hanno chiuso l'incontro in 10 uomini per le espulsioni prima del giallorosso Franco e poi di Erradi. Per il Messina è la quinta sconfitta consecutiva.
Adesso parliamo del Catania di Lucarelli, di scena a Giuliano in cerca del bis dopo il successo con la Turris. Ci dice tutto in questo servizio Marco Carli. Quel gol al 97esimo ha ridato entusiasmo alla piazza, una scarica di adrenalina, un cambio del vento, come ha detto Lucarelli, e il tecnico cavalca queste sensazioni ad ogni conferenza stampa e sicuramente con il gruppo. Lo fa anche in vista della gara in trasferta con il Giuliano, fra le squadre più in forma del momento. Coltivare un sogno e ovviamente noi dobbiamo coltivarlo ogni giorno in allenamento e a maggior ragione la domenica in campo, perché io oggi se dicessi arriviamo primi non sarei credibile, no? Perché la situazione la conosciamo tutti, però io dico coltiviamolo questo sogno, non costa niente. Al De Cristofaro sarà una festa. A Giuliano la partita è attesa anche dai 500 tifosi che arriveranno da Catania. Lucarelli conferma il 4-2-3-1, confermati anche gli interpreti con forse 1 o 2 cambi. In difesa è pronto Lorenzini a dare il suo contributo al centro con Curado e poi ci sono i mediani. Sono rimasti in 4 con l'aggiunta di Quaini, giocheranno in 3 con la conferma di Rocca da sottopunta, davanti ancora Chiricò con Marsura e Di Carmine. Poi quello che mi interessa a me è la prestazione mentale, perché è quella più importante rispetto alla prestazione fisica, perché una squadra che fa la prestazione mentale per 100 minuti può sopperire anche eventualmente alle problematiche che ci possono essere in termini fisici. Giuliano Catania sarà seguita come sempre da Telecolor a partire dalle 15:45 di domenica, collegamenti con lo stadio, commenti da studio e poi tutte le dichiarazioni dei protagonisti. E adesso parliamo del Palermo, quindi ci spostiamo al campionato di Serie B, vigilia di campionato per il Rosanero che alle 16:15 sfideranno la Ternana. Corini chiede risposte importanti da parte della sua squadra che viene da un momento decisamente negativo. Marco Gullà. Oltre 1000 tifosi a sostegno è un imperativo, fare il risultato. Il Palermo dopo la sosta di campionato riaccende i motori. Domani a Liberati contro la Ternana serviranno punti per invertire il trend delle ultime gare. Dobbiamo dare una risposta, è il messaggio che il tecnico Corini ha lanciato alla vigilia. La formazione umbra è ultima ma comunque temibile. Lo spauracchio si chiama Casasola. Nel Palermo ci sono alcuni dubbi di formazione. Corini in queste 2 settimane ha lavorato molto sull'aspetto psicologico della sua squadra. State settimane molto intense, c'è stata grande partecipazione da parte dei giocatori in questo ed è per me fondamentale e da questo per me ne viene fuori un Palermo che sta affrontando un momento dal punto di vista dei risultati non positivo, ma anche un Palermo unito con tanta voglia di esprimere in campo quello che si è detto, le cose che ci hanno penalizzato, che non ci hanno fatto fare i risultati che noi tutti volevamo e questo secondo me è quello che vogliamo far vedere a Terni. Qualche assenza di troppo nel Palermo. Eugenio Corini deve fare a meno dei soliti Di Francesco, Vasic e Ceccaroni. Insigne non sta bene. In avanti conferma del tridente con Brunori assieme a Valente Di Mariano. A centrocampo si va verso l'esclusione di Stulas ed Henderson, spazio a Gomez, Koulibaly e Segre. Domani a Terni 1000 tifosi del Palermo, fischio d'inizio alle 16:15. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che a seguire ci sarà la rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. L'informazione su Antenna Sicilia poi ritornerà più tardi alle 13:30 con un nuovo notiziario. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.